È possibile davvero mettere insieme finanza ed economia reale, magari scrivendoci Mamoiada sopra? Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio. Diciamo che la finanza, che ci piace o no, fa parte comunque del nostro mondo quotidiano dell'attività di impresa. Allora, se noi pensiamo che a Mamoiada, come in tutto il resto della Sardegna, si possa fare impresa, è evidente che ci vuole anche la finanza che la sostenga. E per fare questo ci vuole da una parte degli imprenditori che sanno fare il mestiere, dall'altra parte delle banche che sappiano fare il loro mestiere. Funzione della banca, al di là del presidio territoriale, dove, ripeto, cosa può essere in questa... è la capacità di dare soldi e di darli in un contesto in cui le imprese hanno dimensioni talmente piccole per le quali normalmente il credito non viene concesso, e quindi ci vuole coraggio. Come può concorrere la finanza per stabilizzare un'economia in qualche modo? Questo è. Ma ripeto, intanto dobbiamo trovare una dimensione economica dei nostri territori, questa è la scommessa più importante, cioè cosa facciamo da grandi. E devo dire che un po' si vedono, Mamoiada è un esempio in cui il vino per esempio sta dando delle risposte ancora piccole probabilmente, ma sicuramente di prospettiva, e a quel punto se c'è impresa c'è sicuramente la finanza. La banca, in questo caso la banca del territorio nello specifico, deve essere particolarmente attenta, più di quanto non faccia con i parametri che normalmente gli impongono dall'Europa. Cosa vuol dire questo? Che non sei soddisfatto di come stanno andando le cose? No, voglio dire nel rapporto tra finanza ed economia, insomma. Voglio dire che è molto difficile, nel senso che è molto più semplice essere rigorosi, ma poi alla fine non c'è modo di dare i soldi. Allora, per dare i soldi comunque siccome bisogna garantire anche i risparmiatori che li hanno dati alla banca, e questa è una regola d'oro. A questo punto bisogna che comunque l'impresa banca sia particolarmente brava a fare il suo mestiere, esattamente come gli imprenditori, quindi è un problema di qualità del mestiere.